Benvenuti tifosi del Napoli, mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale così potrete rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del Napoli. Forza Napoli sempre! Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è stato ospite negli studi di radio CRC, emittente partner della SSC Napoli. Ecco le sue parole. 6 anni a Napoli sono tanti, sono molto felice qui. In questi 6 anni è successo di tutto, dallo scudetto alla fascia da capitano. Non avrei mai immaginato di diventare capitano qui, dove la fascia è stata indossata dal più grande di tutti. Cerco di guadagnarmela ogni giorno. Come mi comporto con i nuovi compagni di classe? Di solito sono io a chiamare il nuovo arrivato per tranquillizzarlo subito. Il mio rapporto con la città? Spesso passeggio nel centro città con la mia famiglia. Trasferirsi da Empoli a Napoli può fare paura, ma ci si fa l'abitudine. Lecce? Innanzitutto mando un abbraccio alla famiglia Graziano e a tutto il mondo leccese. Questa notizia ha commosso tutti. Mi aspetto una partita molto difficile. Dopo questa tragedia che è accaduta mi aspetto un'atmosfera molto particolare. Vogliamo continuare a dare il massimo e portare a casa la vittoria. Il rapporto con Conte? Come capitano sono un po' più vicino all'allenatore. Fin dal primo giorno ho avuto un rapporto diretto e sincero con il manager. La sincerità è la base di tutto. Conte è un allenatore forte, conoscevamo le sue qualità. Siamo felici di avervi con noi. Dopo 10 mesi posso dire che è la strada giusta. La forza del gruppo? Alla base delle grandi vittorie e delle grandi squadre c'è un grande gruppo. Se ci sono persone che si vogliono bene è fondamentale. Tutti devono essere dei leader, più o meno carismatici. Un nome? Lobotka non parla molto, ma in campo quando la palla è pesante la cerca e non si nasconde. Si assume le sue responsabilità in campo, magari parla poco, ma è il primo a combattere. Corsa allo scudetto? Sappiamo di aver raggiunto un punto importante del campionato, un obiettivo che a inizio anno sembrava irraggiungibile. Dobbiamo fare il passo finale, non è stato ancora fatto nulla. Ha concluso il capitano italiano. Cosa ne pensate, napoletani? Pensi che vinceremo lo scudetto? O no? Voglio sapere cosa ne pensate nei commenti. Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!